sera Mezzaluna spione, quindi il titolo è più che diciamo esatto, quindi c'è mezzaluna, è un poco ombrosa, però si vede abbastanza bene, anche se col cellulare comunque non è che si riprenda molto bene, però ad occhio nudo diciamo si vede sicuramente molto molto meglio. Quindi stasera serata normale, cielo poco stellato, c'è sta sulla luna, le stelle secondo me se ne sono andate, però una bella visuale. Quindi c'è questa penombra davanti alla luna che, ripeto, forse non si vede con il cellulare, perché ad occhio nudo si vede molto meglio. Quindi voglio provare a fare un ingrandimento, facciamo però, eccola qui, si vede adesso, sì sì, ecco qua. Quindi un saluto da Foggia, ciao, un saluto da Salerno invece qua. Quindi vabbè, vedremo la stessa luna comunque, quindi dovunque stiamo. Stasera c'è questa luna un po', diciamo, ombrosa, eccola qui, si riesce a vedere, però col cellulare comunque non è che si possa riprendere perfettamente, però si vede, quindi dimezziamo un po' il contrasto. Un saluto dalla Calabria, ciao Emanuele, grazie. Un saluto dalla Calabria, un saluto da Salerno, quindi come sta andando la squadra? A male, Emanuele, quindi non sono un tifoso, ti dico la verità, però a quanto pare sta andando male male. Ciao avvocatella. Quindi diciamo che non sono un appassionato di calcio, non mi interessa, però perlomeno da quanto leggo sta perdendo solo, quindi non credo che sta andando bene. Quindi mi piace più un'altra cosa a me, quindi il calcio non è che perché ho letto torta caprese, no, io è perché tu c'hai la fissazione delle torte, quindi perciò tu hai letto tu mezzaluna caprese, tu hai letto tu mezza torta caprese, no, tu mezzaluna caprese e poi anche la Juve non va bene, vabbè, può darsi che cambia comunque, che ce ne importa, al finale loro si guadagnano i soldi e noi andiamo allo stadio a perdere tempo e denaro. Quindi sinceramente non mi piace. Il ragazzo andava allo stadio, poi sta cosa mi è passata, quindi non seguo più di tanto. Cioè la domenica andavamo a vedere la partita, non mangiavamo. No, no, ragazzi, io la domenica mi devo sedere a tavola, devo mangiare. No, prima invece corri allo stadio e poi sempre alle 2:30 orario di mangiare, quindi dovevi mangiare in fretta e correre allo stadio. No, ragazzi, meglio stare a casa rilassati, tastietta, mangi e buonanotte. Si lavori, te la vedi o la senti per radio. Quindi evitiamo di, perlomeno io, poi ci sta tutti Sky Premium, la voglia di guardarlo anche in TV, quindi potete pure sparagna. Ciao, grazie. Quindi Avvocatella ha letto il titolo Luna Caprese, quindi la torta caprese ha letto. Quindi sembra il torto. Tu mezza luna caprese, lei ha letto torta caprese. Ma come hai fatto a leggere torta caprese? Io ho scritto tu mezza luna caprese e poi ho scritto tu mezza luna spione, come la famosa canzone di Nino D'Angelo, tu mezza luna spione. Quindi ho cambiato poi un po' il titolo, per non mettere sempre la stessa cosa, previsioni meteo e cose, quindi tenere la fissazione. Quindi se avrei scritto qualcosa, se tu pesce avrebbe risposto grazie. Quindi invece si tratta di caprese, quindi risposta avvocatella. Quindi tutto a posto, ragazzi. Qui il tempo stasera, la verità, si sta bene, quindi mm, clima normale, vento. Ieri stava per arrivare l'alluvione, mo ve ne chiova. Ma che ragazzi, ieri ho fatto un video, ho detto ecco qua, sta arrivando l'apocalisse, sta arrivando il temporale, sta arrivando il super temporale.
Oh, non ha fatto una goccia d'acqua. È pazzesco. Cioè, ha fatto quei 4 gocce d'acqua quando ho fatto il video. Poi, non mezza intera. Lo saccio, avvocato, che a te mezzo che facciamo? Mezza luna, mezza luna, non verrà pure insieme a te. Mezza torta caprese, che facciamo? E come a grazia. Grazie pure, che facciamo? Mezza vaschetta di gelata. E quella la fa mezza a mezzogiorno e mezza a sera. Ma settimana prossima piove, Emanuele, ti dico la verità. A quanto pare sembra proprio di no, ti dico la verità. La prossima settimana ne è weekend, quindi saremo, perlomeno spero, perlomeno l'ultima proiezione che ho visto, devastati dal maltempo, però centro-sud. Ma questo però domenica e lunedì, che se non vado sbaglio sarebbe 19, 20 e 21, quindi la settimana prossima proprio. Invece ho visto poco fa per questa settimana, già per domani, voglio, fa caldo, quindi ho visto già il meteo. Sì, sì, grazie. Io ho visto, ho acceso adesso il satellitare, là comunque a me, e domani tutta rossa l'Italia, non rossa come in estate, però normale. Quindi domani, raga, dove state, non farà nulla, ragazzi. Quindi bel tempo. Quindi dobbiamo aspettare la settimana prossima. Quindi sabato, domenica e lunedì, sperando che rimanga così, che non cambi. Quindi questa è la, diciamo, la short, quindi la fortuna, come si dice. Se no va a finire che si cambia. Buonanotte su natura, e come tante volte che allerta meteo, allerta qui, allerta lì, e poi non fa nulla, come ieri sera qua. Ieri sera mi sembrava che da un momento all'altro scoppiava l'apocalisse, l'acqua. Poi, ragazzi, io aspettavo di fare un video, vabbè, faccio un bel video, un acquazzone, le temporali, ma che è ritornato il sereno, quindi e non ce la posso fare. Quindi è inutile, non si può fare niente. In tempo veramente il clima è strano. Vabbè che stiamo a settembre, però ieri pareva tanto che veniva la fine del mondo e invece non ha fatto nulla, ma proprio niente, quindi solo nuvoloni, nuvoloni. E poi buonanotte. Signora, grazie, avvocatella, cosa avete mangiato di buono stasera? Quindi per la noce che avete gustato? Vabbè, la signora Grazia mi dirà sicuramente pesce spada, anzi no, lei come lo chiama? Aspetta, caciocavallo, quindi una parola caciocavallo che io non ne ci capito ancora. Che pezzo di pesce spada è? Se l'ha inventato sto Natale, non lo so. In tutta Italia non conoscono questo pesce, anzi questo pezzo del pesce spada che si chiama caciocavallo. Quindi chiunque sentirà questo video, ragazzi, aiutateci a trovare questa soluzione. C'è un pezzo del pesce spada che si chiama caciocavallo, quindi è una domanda, quindi se qualcuno lo sa può rimanere un commento sotto a sto video. Quindi secondo me non esiste. Io come caciocavallo conosco solo un formaggio. Tenevi l'ansia, ti mandavo le gocce, grazie, subito 20 gocce, stiva a posto, quindi ti mandavo 2 tranquillette, quindi ti tranquillizzavi e stiva a posto. No, ogni tanto l'ha presa sta cosa dell'ansia, quindi è via dall'ansia, mo, un'altra malattia. Io certe volte pure io da ragazzo prendevo in giro a mia mamma che dicevo che l'ansia non esiste, invece no, esiste al finale, quindi è una cosa, una sensazione strana che esiste. Io invece a mia mamma dicevo che era tutto nel suo cervello, anche se è vero, eh. Però poi l'ho presa pure io e quindi è così, esiste, però è una sensazione di angoscia, diciamo così, ma le gocce stai a posto, grazie. Quindi stasera nessuno parla, stiamo io, grazie avvocatella. Il resto della banda se ne è persa. Posso chiederle il suo nome? Come? Piacere Emanuele. Giuseppe.
oppure per gli amici Peppe direttamente più corto. Quindi stasera all'uno sfizioso, anche se è metà però può andare, quindi il meteo domani ragazzi, a quanto pare domani sarà bel tempo, quindi vi faccio vedere ragazzi, quindi spostiamo la telecamera, quindi sembra un pazzo, vabbè, che non è che devi capire come parallettolo, come si chiama, no, quello là, eccolo qua ragazzi, questa è la previsione. Ciao Giagos, quindi eccolo qua ragazzi, l'avevo preparato, quindi prima di fare la famosa luna. Ecco qua ragazzi, domani il tempo sarà così, quindi mi dispiace, ma in tutta l'Italia vedete, quindi questa è la previsione per domani, quindi ragazzi farà caldo, quindi anche la Sicilia non si salva. Eccola qua, prendiamo, se no grazie dici perché la Sicilia no, eccola qua, quindi mi dispiace. Che sito trovi le previsioni? Io mi trovo con charts.com, diciamo che è molto affidabile, quindi però io vado pure a controllare altrove, quindi diciamo che un po' faccio un giro, però al finale ti posso garantire che nessuno mai azzecca forse veramente tutte le previsioni, perché tutte dicono la stessa cosa, ma poi al finale il tempo fa quello che vuole. Secondo me anche perché i cambiamenti climatici sono troppi, quindi è capace che oggi da pioggia e poi non piove, come ha fatto ieri. Questo alle ore 12, quindi poi questo alle 15, ragazzi, quindi non cambia nulla. Guardate, cambia solo il colore perché fa notte, ma vedete domani sarà una bellissima giornata, quindi se aspettate che domani piove da qualche parte, io non va bene, quindi domani potete andare a mare, quindi ci sta ancora tempo per farsi qualche piccolo bagno settembrino. Quindi state pure più tranquilli perché molte persone già stanno a scuola, turisti non ce ne stanno. E state a posto. Grazie, ma vostre male. Grazie, ma vostre male. Ste male, grazie. No, ma sta bene la signora Grazia, ogni tanto ci piglia la fissazione, come a me, che mi piglia fissazione e mi piglia l'ansia, come la chiamo io, anche se in realtà non esiste, però purtroppo sono attacchi di ansia che a volte pure a me capitano. E pigliamo due gocce e stiamo a posto, quindi l'ultima volta che ho preso le gocce me ne pigliai in un boccettino e meno male che non mi fecero nulla. Giacos, tutto a posto? Vabbè, lo so io il motivo perché sta così, si capite pare un pazzo, vabbè. Il motivo perché sta così è perché si deve sposare e allora sta in ansia perché deve preparare il matrimonio, ma non preoccuparti, veniamo noi a darti una mano a fare i preparativi, quindi si sposa e quindi ha questa ansia, quindi e poi vediamo il menù risottino. Hai mangiato un risottino? A te non ci vuole il risottino, avvocato, a te ci vuole un risotto. Quindi si deve sposare, perciò ha quest'ansia, è vero, signora Grazia? Quindi ha trovato, quindi si deve sposare e ha questa ansia da matrimonio, come a me. E quindi ha questo panico, quindi lo faccio o non lo faccio? Ciao Massimo, buonasera. No, perché dovevo portare i gatti da vedere, questa è stata la causa, quindi Madonna, mi sbaglio sempre, quindi pensavo che eravamo tutti invitati a mangiare caciocavallo a volontà e niente, quindi fa sallarmi ragazzi, non si sposa, quindi niente da fare, quindi avvocato non è che tu ti sposi un'altra volta e ci inviti tu, ragazzi qualcuno si deve sposare così veniamo a mangiare, quindi veniamo, portiamo il regalo, un problema alle zampe. Diciamo che ragazzi ultimamente un gatto che scappa, problemi al gatto, problema al cane e un macello proprio. Giacos, che ti hai mangiato, signor
Mastino, oppure come ti vuoi far chiamare, quindi Giacos, Mastino o semplicemente Cristiano. Alla base delle unghie. Sto guardando le unghie, ma mi sto guardando le mie unghie, per sto fuori, eh. Sì, si abbatte, non pensa, fa come, fa come fanno su TikTok, fai il TikTok quello che sta andando adesso, Bugs Bunny, e io pensavo che era un cartone animato, invece è una challenge, quindi fai una challenge, devi fare Bugs Bunny, mangia pozza fa, Giacos, che ti mangiate di bello? Quindi ragazzi, cosa avete mangiato di bello? Stasera il riso che non ho mangiato a pranzo, quindi riso e caciocavallo, poi ti fai mezzo chilo di gelato e quindi compensi col gelato. Ma secondo me questa è mancanza di affetto, perché ultimamente la signora Grazia sta mangiando molto dolce, quindi gelato, quindi questa è mancanza, Grazia, di affetto, quindi troppa roba dolce, come avvocatella, avvocatella mangi sempre roba dolce, ma sarà una carenza di affetto? Allora dobbiamo trovare un fidanzalato, ah, non un fidanzalato, no, no, proprio hai i capelli da pazzo, mettila, oh, avvocate, dicono che è pericoloso, il fatale, ma freddo non mi piace, ma io secondo me non ci credo a sta cosa, grazie, sarà pericoloso, nocivo, no ragazzi, mi devo fare la barba, i capelli, dicono che riscaldare il riso sia nocivo, vai, chiamiamola così, no, diciamo così. Ma io non ci credo. L'ho fatto tante volte, sto ancora qui, quindi quante volte ho riscaldato il riso che è rimasto del mezzogiorno, ma non lo so, forse non ce ne accorgiamo, però non mi è mai venuto nulla, non mi è mai venuto nulla, che ti devo dire? Però secondo me esagerano un po' con le notizie, poi su internet, una voglia, una cosa così, diventa così. È come avvocatello, l'avvocatello parte per un cannolo piccolino e va un cannolo tanto. Quindi come la torta, vedi, mezza torta non gli bastava perché lei ingorda una torta intera, quindi come sempre. Già con se scomparse, quindi questo è il gatto silvestre, quindi grazie scappiamo a dove vuoi. Ma grazie scappiamo a dove vuoi scappare, avvocato? Più o meno, che zona? Secondo me nessun luogo che la faccia la terra è sicuro. Il nostro amico Francesco Patate non ci sta stasera, quindi è assente. Quindi secondo me o sta mangiando o sta faticando. E dove si va? Appunto. A dove si va? Non andare, grazie, questa è Venezia, ma vuoi che pure Vesuvio. Settembrino mi ricorda qualche girta, girta alla frutta secca, e che gli ha girta? Una gita, la frutta secca, che diavolo è? Una girta sui Pirenei, addirittura, avvocato, in Coppa i Pirenei, tanta posta bella che ci stanno i Pirenei. Mamma mia, bene, certi gusti proprio, tu esagerata proprio. Che di cose tipo Neanderthal, ci sono stato sui Pirenei, e avvocate, non ci sta niente, che ci vai a fare? Bei paesaggi, ci sta tutto quello che vuole, l'eserta, quindi non ci sta nulla, l'eserta, caserta forse, Simo. Quindi sui Pirenei ci sono stato, non ci sta niente, quindi mi dispiace per te, ma che ci vai a fare? Quindi secondo me vai solo a perdere tempo. Allora, c'è un'altra cosa, no, deserta, come lo dici, isola nel Pacifico, c'è un'altra cosa, però sui Pirenei io ci sono passato un sacco di volte, no? Non ci sta niente, voglio. Quindi personalmente è deserto, non ci sta niente, quindi tu è la montagna, quindi che ci vai a fare? Poi fa sempre freddo, che là, la piglia la casetta in Canada, ma è freddo, vai in Canada e buonanotte, che ne faccio?
Valle Seychelles, le isole Cayman, a voglio, quante zone ci stanno? Qualche isola deserta, è stato accorto che stanno i cannibali in giro, in un luogo in cui non c'è caldo. In un luogo in cui non c'è caldo dovresti andare in Finlandia. In Finlandia anche nel periodo estivo si sta bene, quindi la Finlandia per te va bene, quindi Helsinki no, perché è troppo cara, quindi cerchiamo una cosa più economica, quindi puoi andare vicino alla Lapponia, quindi vicino a Rovaniemi, potresti andare, Imatra no, Imatra è troppo cara, sono poi 20, non mi ricordo oggi, e vabbè. Sì, sì, la Finlandia in estate io l'ho testata benissimo, si sta bene, quindi non si soffre, non si suda. Il problema è che poi fa troppo freddo, quindi poi in inverno hai a che fare con 2 metri di neve fuori, Monte San Michel, queste cose particolari. Io mai. Quindi in Finlandia puoi andare, diciamo, a nord, quindi mico a Farone, vendo sposo illibato, cioè vergine francese. 15.000 euro per signore e signorine, contattatemi in privato, addirittura. Esiste? Scusate, scrivete, dicevo che già sapevo se in questi anni. Sì, abbiamo capito, Simone, quindi esiste francese secondo te? E se c'è latte amarelo sul mondo e wifi, alla fine del mondo ti ha fatto venire. Scusate, francese, ma esiste secondo te? Simone, sono capitato perché, vabbè, Simone, non fa nulla. Quante persone vedono la live, dice, ma chi sta, non vedono. Quindi, non figurati, più ne siamo, meglio è. A volte persone che secondo me entrano, guardano, dice, ma chi sta, ma chi è? Francesco, ma signorini, ma secondo te hai fatto 3 figli e signorine, Francesco? No, 15.000 euro è poco, Francia però, per esempio, tu fai le cose troppo esagerate, o fai le cose troppo poche. Non sul mondo, ma nelle strade che porta all'isola. Sì, Avvocatellas. Sì, è signorino, sì, sì, mamma mia, bella. E il libato, povero guaglione. Sembra a Venno, per dire una cosa si vende pure isso se vende qualche volta. Vabbè, già l'ha fatto, quindi non è che non ci ha provato. Ma c'è la marea, non ce la posso fare. Ma la tenete in capo la marea, proprio qua. Proprio la marea, proprio che sbatte nell'onda in capo. Anche io, Francesco. Sì, tutto quanto santo si mo, tutto quanto gli angioletti, mo, tutto quanto. No, invece pure un po' di canzoni tipo chiesa stiamo a posto, mo, tutti santi, tutto perfetto. Mamma mia, bene. E come questo promesso sposo, Francesco? Quindi la signora Grazia già si sta informando, quindi andiamo a vedere tu. Quindi geloso. Gelosone. Vabbè, ma la signora Grazia vedo che sta interessata. Prima chi è? Nome, cognome, indirizzo, età. Non mi sapevo, non c'è un provato, mo. Ha detto è peccato, mo dice pure peccatore. Quindi se non lo sappiamo, non lo sappiamo. Ci puoi mostrare una foto, volimmo vedere com'è. Comunque, come dice la signora Grazia, quella paga, però giustamente anche lei vuole avere le sue ragioni, cioè vuole vedere prima di comprare. Non mi piacciono i gelosi, quindi partiamo da adesso geloso. Secondo me, quindi non adesso geloso. Ah, di che età lo vuoi? Al listino addirittura. Oh. Tiene tutte queste persone illibate, tu, ma tiene un listino addirittura. Ma da trovato. Monte Everest, da te pia, qualche montagna spersa, da dove pia? Da dove li hai incontrati? Qualche isola spersa rubata eterna, che ne so.
Addio, lo so tutto pozzotto. La ferrovia è uno. E allora tutta brava gente, allora. Non importa l'età, allora va bene, allora cerchiamo, allora grazie, io non dico proprio, voglio esagerare proprio, un quarantenne, 45enne, ma magari lo pigli più giovane, grazie. Perché questo passo e sono libero e felice. E se mo la fossi fatta pure tu, hai rincarrato. Secondo me se abbiamo fatto parecchi noi, abbiamo fatto buono. Però purtroppo non ne hanno fatto, quindi purtroppo ci rimane l'Italia. Pure io volevo rimanere fuori e poi ci sono tornato a volta. Io sarei rimasto in Finlandia, guadagniamo un sacco, stavo bene e a stagione stava in mondo. Io la voglio più grande. Allora, signore e signori, per la signora Avvocatella cercasi nonnino, quindi mi raccomando, vogliamo il nonno. Quindi Francesco, se puoi trovare un settantenne alla signora Avvocatella, quindi il nonnino. Invece la signora Grazia, dammene 40-45 perlomeno. Oh, giustamente, poco più giovane. La signora Avvocatella invece così va trovando più grande di lei, quindi pigliano 70 più o meno. Però mi raccomando che cammini, che cammini per noi. Sì, Simona, poi ho girato tutta l'Europa, quindi dappertutto. Oh, Fofo, sta a posto. Chi non muore si rivede, quindi buonasera. Sì, io ho girato dappertutto, Simo, quindi ho fatto tutta l'Europa, quindi tutta l'Europa come la vedi, Spagna, tutto. Ma no, esperto della vita, io sono piuttosto ingenuo, no, no, basta ragazzi, mi devo mangiare spazzo cuore da solo perché non ce la faccio. Vecchietto ma benestante, mi raccomando, avvocato, no, no, mi devo poi spezzare il collo, sai che cosa gira proprio? Così basta. Vecchietto ma benestante. Guarda ragazzi, allora fate una cosa, trovatemi pure a me una signora benestante, vecchiarella, novantenne, ma non traditore, quindi anche 99enne, per i soldi voglio però, mi raccomando, quindi fratello caro, tu Francesco che sai tutto, trovami 99enne per i soldi, quindi poi ti faccio un regalo, no? Giustamente ti faccio il regalo, tu sai, no? Dici quando pigliamo tutto, diciamo, ti faccio un bel regalo. Poi, giustamente, la pensione la trovaci vedere a quell'età. E vabbè, sì, ma è una gioia, può capitare che ci esista ancora una 99enne. Traditore no, no, no. Quindi, traditore no, Franci, me la qua tutto angioletto. Annesso, proprio tutto santo allora. Quindi vuoi fare anche a me questo piacere, Francesco? Vabbè, dice Francesco, se la trovo ma pigli. E anche ha ragione, quindi... No, Francesco, non ne voglio il libato, no, noi non facciamo questa cosa, no, il libato no, 99enne, però, per i soldini però, quindi non ne voglio il libato, no, non chiedo tanto, però, perlomeno, economicamente benestante, diciamo, questa parola già mi piace, benestante, benestante, sì. Quindi non illibate, non esageriamo se come Danny Houston. Scherzo, di casi di ricchissimo OMG. Ma Giuseppe parla di una cosa e la chat va per i fatti suoi. E vabbè, vuoi che ognuno dice una cosa, quindi ma stai in Italia o stai a Belgio ancora tu? Sei ritornato in Italia o sei ancora nel bello gioco? Era incoronato a cui piaceva Stallone, no? Sì, sì, incoronato piaceva Silvestre Stallone, sì, sì. Era fissato con Silvestre Stallone, sì, sì. No, no, è vero, perché io una volta su TikTok avevo fatto una cosa con Silvestre Stallone ed era lei, sì, sì.
scappare prima che inizi le fosse comuni qua, addirittura, ma sei tornato, quindi non sei ripartito più, perché tu hai detto che volevi ritornare e rimanere lì, quindi pensavo che eri ritornato in Belgio. Io sinceramente andrei nei paesi più ricchi, ragazzi, quindi Finlandia, Norvegia, Germania non si guadagna più. Quindi diciamo che in Germania non si fa più nulla. In Svizzera ancora guai guai si può guadagnare, però i paesi più che si può guadagnare mo sono Finlandia, Norvegia e se te ne vai in Inghilterra. Quindi questi sono i paesi che stanno andando tutti, pure i miei amici rumeni, ucraini che stavano con l'azienda, stanno andando, molti stanno andando in Inghilterra, quindi in Finlandia, in Norvegia, quindi si sono trasferiti e non è che stanno andando, se ne sono dovuti andare lì, quindi lì sono i paesi che pagano di più. Poi in Finlandia molto bene, fai 6 ore di lavoro al giorno per 5 giorni, 30 ore settimanali. E la chat va per i fatti suoi. Sì, avvocate, cerchiamo di rispondere un pochino a tutti quanti. Chi parla di una cosa e chi parla di un'altra, quindi andiamo di qua e di là. Quindi, come sempre, la chat è varia. Quindi, sapevo che quando era terribile. Vabbè, in Svezia sicuramente. No, in Inghilterra va bene. Inghilterra, Finlandia e Norvegia. Molte persone, amici ucraini e rumeni che lavoravano con me in azienda tanto tempo fa, purtroppo, sono tutti quanti andati via, quindi però molti in Inghilterra, quindi stanno da Regina Elisabetta, niente, come Righi, si guadagna bene. In Italia non ci sta niente più manco a nord, quindi neanche a nord si lavora. Vabbè, al sud ne parliamo proprio. A sud stiamo a muro con la chiesa proprio, quindi qui non c'è nulla. Fratello, che ti sei mangiato di bello stasera, Francesco? Tu che capo tieni stasera? Che tu mangi sempre tardi, quindi sicuramente ancora non hai cenato, diciamo così, va? Fratello, Francesco, tu che mangi? Mi c'ho il latte che ho detto cosa appresso. Ah, ecco qua, ogni tanto, ecco qua, quella roba che, quella roba, sembra a me. Ne nascono i pensionati, ecco qua, ti ricordi, grazie a questo qui. Questa qui è pasta antingroppante. Devo ancora cenare, quindi mi ricordo la signora Grazia mi disse antingroppante, invece questo è antingrippante, è diverso. Quindi la signora antingroppante, quindi è un'altra cosa. Nelle Canarie, no, secondo me se hai la pensione bene puoi andare in Portogallo, vai in Portogallo e vivi bene con una pensione landingroppante. Sì, sì, guardavo adesso questa cosa qui sulla scrivania e pensavo a te e mi è venuto da ridere. Ho detto, ma come è fatta di antingroppante? Sì, Simone, sì, pasta antingrippante. Non so come tu hai fatto a leggere antingrippante. Sì, sì, questa è per raccordi idraulici, vero? La signora mi a scrivere, quindi antingrippante. E vabbè, grazie, antingrippante. Antingrippante per raccordi idraulici, quindi una pasta, non lo so, francesca, no, più o meno. Sì, sì, è verde, sì, sì. Secondo me hai ragione, Verino, stiamo facendo una prova. Ecco qua, è verde, quindi ha ragione il nostro idraulico. È verde, sì, vado voi si dorsi, che schifo. Quindi è per raccordi idraulici. Quindi ce l'ho qua nella stanza qua che ci sta tutto qua. E che ne so, sta una bomboletta per, per i piumoni, sta tutto qua. Preparo linguine alle cozze, gamberone in piazza della terrazza. Buono, fo. E chi stiamo a parte noi? Dobbiamo partire. Si tratta buono stasera, proprio ti vuoi trattare proprio bene.
lubrifica. E tu, Giuseppe, non voglio parlare a stasera, ho mangiato, ti dico la verità, una spiga di grano a pullanghella, solo, perché oggi ho peccato di gola, quindi la signora giù mi ha dato del tiramisù. Poi ieri avevo comprato pure io un dolce e tra ieri e oggi, tra ieri e oggi, senta a me, tra ieri e oggi ho mangiato un sacco di schifezze, di roba dolce. Quindi stasera voglio un smagno in Molise. Quindi ho toccato solo una pullanghella che in italiano sarebbe la spiga di grano bollita. Però tengo fame, mannaggia la miseria. Testorm, buonasera, temporali. Ce ne stanno, testorm, temporali in arrivo, mi dispiace. Sì, no, ho mangiato troppa roba dolce ieri e oggi, mi sono scassato un pochino e giustamente mi devo mantenere con i carboidrati perché poi i grassi proprio ci fatti proprio male. Io con la pizza ho chiuso, bugiarda, la pizza è chiusa, quindi ieri tirami su, oggi tirami giù e non chiama buono, voglio, quindi devo recuperare troppe calorie con mangiare perché poi il tiramisù, quello è micidiale. Cioè tu mangi un cucchiaino e ne vuoi un altro, perché come un gelato, voglio. Il gelato tu cucchiaino, due cucchiaini, tre cucchiaini e tanto finisce per quando è venuto. Quindi è come le patatine San Carlo, io non le compro, sai perché? Se io apro il pacchetto di patatine e incomincio a mangiare una patatina, io mi fermo quando ha già finito, quindi sono scostumato, non ci posso fare niente, quindi sono tentata. Allora è meglio se non ce l'ho in casa perché sennò è come i pistacchi, ad esempio. A me i pistacchi li adoro, però io se ho la busta davanti e io mi mangio, voglio. Giovanni è chiuso e quindi vabbè, mica ci sta solo lui che fa la pizza a finale, grazie. Quindi sì, ragazzi, io quando mi piace una cosa e i pistacchi poi tirano 1, 2, 3, 4 e te li mangi, quindi pure la busta delle patatine tu ti metti davanti e tanto finisci per quando nella mano non trovi più nulla. E quindi così, perciò io evito, a volte Avvocatella dice prendi un dolce grande, ma non perché non voglio pigliare grosso, perché so, mi conosco. A volte ho il cellulare carico, ciao, fra. Quindi io prendo i Minion, ma non perché voglio pigliare piccolino, perché io mangio poi. Io allora, cioè, quando vado piglio 4-5 Minion, perché se io prendo un chilo di dolci, ragazzi, e incomincio a toccare un dolce, due dolci, io tanto finisco, poi quando mangio mangiato tutto quanto, quindi sono scostumato, quindi è meglio che io, se lo compro, devo comprare una cosa piccola, quindi dolci Minion, piglio 4-5, che va, me ne posso mangiare 2 o 3, ma non di più. Ieri invece una pizzeria e chi è capace, grazie, tanto sei una clienta buona. Sì, Simo, è così, quindi io ti dico la verità, quando ci stanno, a casa io evito di comprare certe cose che adoro, perché io vado vicino pure le arachidi, no? Le arachidi salate, a me piacciono, no? E se so che a casa ci sta un vasetto, quello che tu apri, e te mangi uno, due, tre, quattro, e finisci lo scatolino, e ringraziamo, quindi non va buono. Quindi ieri mi sono pentito perché ieri poi ho comprato il tiramisù io e poi me l'ha portato pure la signora di giù perché era Santa Maria ieri, quindi mi ha portato, mi ha chiamato e mi ha detto ho fatto un tiramisù con le gallette e me l'ha dato, quindi e stasera ho detto no, mi mangio solo una spiga di grano, pullanghella, chiamo i napoletani, e bollita, però la verità poi io tengo fame, la verità. Quindi poi a me piace mangiare, quindi mo mi assettasse e mi mangiasse una bella fetta di carne con contorno di patate a forno e va fa monk come di chi. Però no, dobbiamo resistere, quindi a resistere, voglio, a combattere, quindi spero che stasera mi addormo in brezza, la verità.
perché poi la sera quando hai fame io non riesco a dormire, perlomeno io, e giro e mi rigiro e faccio, non ci riesco, quindi è tosta. Poi per chi come me è abituato a mangiare è una festa. La spiga di grano è un dolce, no, no, basta, basta. La spiga di grano è un dolce, non ce la posso fare. La spiga di grano, yeah, grazie. Come la chiami tu? Il mais, come lo chiami tu? La spiga, la pullanghe, come la chiami? Questo è italiano, no? Io non sto parlando di dialetto. La spiga, come si chiama? La pullanghe, come si chiama? Aiutatemi ragazzi. La spiga di grano, come si chiama? Un dolce, quello è mais, come si dice? La pannocchia, come la chiamiamo in italiano? Spiga di grano, io... o no, la pannocchia no, è italiana. Perché la signora mi dice un dolce, la spiga di grano un dolce. Signora, grazie, mi fai pazza a me. La spiga di grano è la pannocchia. O dolce, ci trovo dolce. È vero che io parlo napoletano, da noi pillanchella, perciò io ho detto pullanghella, perché è napoletano, pa pullanghella. Invece da voi pillanchella, sì. Ho mangiato una bella spiga di grano bollita col sale sopra, solo, senza maionese, come fanno gli altri, e solo quella mi sono mangiato, quindi l'avevo comprata al centro commerciale. Ma senti che pannocchia, yum yum. Vabbè, pannocchia, che ne so, spiga di grano, oppure cefalufol, cefalu. Quindi napoletano, perlomeno in salernitano, a pullanghella la chiamiamo noi, quindi in dialetto. Però, che ne so, in italiano pannocchia, spiga di grano, oppure io mi trovo più a dire spiga di grano perché uno capisce, però pannocchia pure, sì, questo pannocchia. Quindi solo quello ho mangiato, grazie, quindi tengo una fame esagerata, però devo resistere. Serata di là, cena leggera, pane, pomodoro, basilico, prosciutto, un po' di uova e tra poco a dormire. Maria, lo so. Quindi cena leggera il problema è se riusciamo a dormire. Quindi questo è il problema, che io quando poi sto leggero, come dici tu, non mi viene un sonno. Ciao Antonella, un saluto dalla Toscana, quindi un saluto da Salerno, quindi poi dal Friuli, un po' da tutta l'Italia stiamo qui, quindi un saluto da tutti. Ciao Marina, buonanotte pure a te, ciao, buon lavoro. Quindi diciamo che è così. Peppe, quando hai tempo guarda il video che ho messo sul mio canale, è qualcosa che hai messo qualcosa sotterraneo, ok, dopo lo guardo. Ok, ho fatto un bello spaghetti di motorino e dai, Affonso. Non va mai, dove sta fame in giro qua, no? Devo già dimagrire, devo dimagrire. Io quando ho preso il Covid mi ero fatto bello bello magro, ora mi ci ho fatto cicciottella. È vero che sono muscoloso, però la pancetta ci sta, quindi i dardo addominali ci stanno. Quindi è vero che i muscoli delle spalle, delle braccia ci sono, però la pancia ci sta, quindi la devo togliere. Quindi non è problema, le gambe sono muscolose, il problema è la pancetta, quindi anche se in proporzione. Sì, sì, io ho detto che vedevo qualche cosa muoversi là sotto, sì, sì. Io ho visto qualche cosa che si muoveva, tipo due oggetti che si muovevano, ma devi fare proprio attenzione, attenzione, quindi qualche cosa di strano ci sta là. Non so perché, ripeto, non lo so perché poi il video si ferma e buonanotte, quindi ho visto una cosa muoversi, quindi una specie di occhietti, non lo so, potrei dire che qualche animale strano, qualche alieno, non lo so, quindi qualche forma strana, però il video si ferma a un certo punto e non riesco a capire più che cos'è, perché questa GoPro, sta telecamera, scende su sto tubo che sta sottoterra e va fino in fondo, quindi poi è tutto scuro, si vede giusto un pochino, una piccola scena, ma dura pochi secondi, quindi non lo so, a me mi ha dato l'impressione di qualche cosa di strano.
Ciao Luca, buonasera, buonasera. Quindi non lo so, infatti adesso poco fa ho pubblicato quello della Luna e avete visto che dalla Luna sono partiti uno di qua, uno di qua, uno di qua, uno di qua, ma che cos'è non lo so ragazzi, quindi un video che mi è stato mandato sulle mail, però non so dire, no, certamente non sono come molti possono dire i satelliti oppure quelle cose che stanno stazionano nel cielo, no, perché loro stanno troppo in alto, quindi dalla Luna si sono visti, non sono effetti speciali perché si vede proprio che partono dalla Luna. L'ho caricato poco fa, Marco. Vai a vedere l'ultimo caricamento prima di questa live, l'ho messo poco fa proprio. Dalla Luna partono 1, 2, 3, 4, 5 o 6 oggetti, non mi ricordo, o 5 o 6, e partono tutti contemporaneamente come delle navicelle, però. E sa perché stava uno che stava registrando amatorialmente da casa, stava col balcone e stava riprendendo come io a volte riprendo la luna qua. Però si vede delle cose che partono. C'è la cartoccia, tu? E mai chiami dietro? Vado a te, a fo. Io sto pensando domani che cosa mangiare, sta dieta proprio, sto pensando, non lo so, tacchino, carni bianche, quindi vediamo domani, Natale o nata. Quindi poi ho pubblicato la grandine negli Stati Uniti, proprio è andato forte questo video, sta andando molto forte, l'ho pubblicato stamattina, ma da una grandine proprio con delle palle veramente quando una mela. E questo video è stato girato negli Stati Uniti, sempre da una signora che, sapete, le case americane stanno a villette e questa ha registrato proprio delle palle, ragazzi, proprio erano, ma che ne so, non dico così grandi, ma più o meno per farvi capire che era tipo un pugno, una grandine, quindi si afferrava una cosa di quella e ci rimanevi secco là, veramente. E sta andando molto forte da stamattina che ha raggiunto, mi pare, i 20.000 le 20.000 visualizzazioni ed oltre, quindi sta andando molto forte questo video da stamattina. Quindi questi sono i video che ho fatto oggi, diciamo, quindi poi un terremoto, come al solito qualche terremoto, diciamo, particolare. E questi sono, e poi c'era questo video che ti ho detto io, Marco, questo della Luna. E poi ci sta la live che ogni tanto, un giorno sì, un giorno no, la faccio giusto per stare, diciamo, in mezzo a tutti quanti gli amici, quindi di YouTube. Però quel video è strano, pure quello della videocamera sottoterra, pure quello misterioso, quindi questo ha messo sta cosa là dentro, poi è arrivato fino in fondo e... Ah, poi ho fatto il video quello che vogliono stanno perforando il ghiaccio in Antartide e vogliono trovare il ghiaccio di 3 milioni di anni fa per vedere il clima com'era. Quindi ecco perché vogliono perforare l'Antartide, perché l'ultimo campione di ghiaccio che abbiamo noi nel mondo è di 800.000 anni fa. Loro vogliono scendere più in profondità e arrivare fino a 3 milioni di anni fa per vedere tutti i cambiamenti climatici come sono andati nel corso dei secoli. Quindi stanno facendo questo buco, diciamo, ma devono prendere questa calotta, diciamo, di ghiaccio, ma allora, perché nel ghiaccio è imprigionata l'aria e quello che è avvenuto nel corso dei secoli, quindi negli anni e tutto. Quindi, in base a quella glaciazione, in base a quella cosa, loro capiranno che data è. L'ultimo campione che siamo riusciti a fare è basato su 800.000 anni fa, sì, esatto. Loro vogliono arrivare almeno a 3 milioni, quindi sarebbero contenti, però hanno detto se arrivano pure a 1,5 milioni di anni fa, quindi per vedere come avvengono i cambiamenti climatici, quindi che ne so, se è avuto una glaciazione, un'eruzione solare, oppure i vulcani hanno eruttato, quindi tutte queste cose qui sta chiuso là dentro, quindi loro in base a questo riescono a risalire a quello che è avvenuto
nel corso del tempo, quindi però per arrivare a fare questo devono stare, secondo me, almeno un paio d'anni a fare questo buco nel ghiaccio, quindi loro scendono, tolgono il ghiaccio e lo buttano, quindi non so quanti chilometri devono scendere per arrivare a ciò, quindi è una cosa buona perché così possono stabilire come è andata, come è andato l'evento climatico nel corso dei secoli, quindi fare uno scenario più o meno per il prossimo futuro che a quanto pare sarà secondo me un po' catastrofico per come sta andando la situazione in gas serra e tutto il resto, mi sa che facciamo una brutta fine. Già nel 2150 si parla di 1,80 m del livello del mare che salirà, quindi immaginate Venezia, 1,80 m che salirà l'acqua perché si sciolgono i ghiacciai, Venezia scompare. Sì, sì, Marco, quindi immaginate 1,80 m il livello del mare, immaginate pure Salerno, no? 1,80 m si alza il livello del mare nel 2150, se va come sta andando, però se peggiora può anche aumentare, quindi loro hanno fatto uno scenario in base a quello che sta accadendo oggi, ma se peggiora può peggiorare pure il livello del mare nel 2100 e nel 2150, quindi ma in Coppa l'Everest veramente. Quindi Salerno che sta sul livello del mare, Napoli, diciamo che l'Italia, perlomeno le zone costiere, ma tutto il mondo potranno scomparire, quindi questo è. Quindi vabbè, noi non ci saremo, quindi non è un problema nostro, forse i figli dei figli, ma noi no, quindi non è un problema nostro, quindi già mo il clima è impazzito, figuriamoci fra 100-150 anni. Francesco se n'è chiuso, quindi siamo rimasti, chi è rimasto ragazzi? La signora Grazia, sicuro sta in linea. Marco, stasera Cristina non c'è, quindi Cristi esci fuori, non ci sta. Giacos è scomparso, te Storm? Eh sì, andiamo tutti sulla luna, stasera ci sta pure una bella luna al finale. Io sulla costa, quindi tu vuoi andare sulla costa. Ah, tu stai sulla costa, e vabbè. Per adesso stiamo tutti sulla costa, il problema non è adesso, è tra 2100 e 2150, però anche il più giovane di noi non credo che è tipo Highlander, quindi non credo che nel 2100, ma tengo 45 anni, non è possibile, quindi statisticamente 2000, no, non ci posso arrivare, volendo non si può, quindi a meno che non trovano l'immortalità non si può fare, quindi è troppo, pure per me. Quindi sei un ragazzo a 20 anni e neanche, quindi un bambino, proprio adesso deve essere un bambino che campa 100 anni. Io sono in montagna, quindi vabbè, allora a te il mare non ti tocca, quindi noi stiamo sul livello del mare. Io il mare ce l'ho sotto casa, sì, e non proprio sotto casa, però secondo me la spiaggia sarà sotto Materno qua, tranquillamente. La luna stasera sta scendendo piano piano, tra poco secondo me scompare dietro la montagna, quindi secondo me 4-5 giorni, massimo una settimana sarà luna piena, quindi adesso è metà, secondo me 4-5 giorni, secondo me sabato prossimo, sabato che viene, sarà piena forse, quindi la sto guardando da qua, ma è bellina al finale. Eccola lì. Eccola qua. Sta scendendo. E la luna finale è sempre bella da vedere. Quindi ecco qua. Così mette fermo, così riesco a inquadrarla bene. Tante volte riesco a beccare qualche UFO. A volte è chiaro, però non sempre uno ci riesce. Quindi eccola qui.
nel video che ho messo la luna è piena e partono questi 5 o 6 oggetti misteriosi, quindi a volte, secondo me, ultimamente non vedo più nulla io. Prima si vedeva qualche cosa, adesso proprio niente più. Sì, sì, è luna crescente, sì, sì. Secondo me altri 4-5 giorni sarà luna piena, sì, è crescente, sì. Prima si vedeva qualche cosa, ragazzi, adesso ultimamente non vedo più nulla di strano. Prima si vedevano oggetti che si muovevano, cose strane, mo provo a volte anche a guardare, a registrare, ma non riesco a registrare nulla di bello, cioè di interessante al finale, quindi niente. Prima un pipistrello, forse passano, è passato un pipistrello proprio davanti alla mia faccia. Dice Luca stanno in vacanza, può darsi pure, è parecchio. Prima molto spesso capitava di registrare qualche cosa di strano. A volte ho visto una cosa velocissima, mi è capitato 4-5 volte, oppure di più. Ma ultimamente, secondo me hai ragione tu, sono andati secondo me in vacanza pure loro, hanno fatto i bagni settembrini. Vabbè, è da molto già che non li vedo. Sì, grazie, sì, mi ricordo, appunto, vedi come deve essere per forza qualche cosa di strano, no? Se era qualche cosa di naturale, qualcosa che sta nel cielo, no? Anche adesso io le dovevo vedere, ma io adesso non le vedo più, quindi non sono cose che diciamo erano normali, perché sennò anche adesso io le dovevo vedere, queste cose qua che si muovevano, cambiavano colore. Sì, sì, perciò adesso io lo sto tutte le sere a guardare e fare, non lo vedo più. Quindi quando le abbiamo viste, ragazzi, di certo non erano cose normali. Perché se no, se era una cosa normale, una stella, come ho detto io tante volte, qualche cosa che sta nel cielo, anche adesso ci dovrebbe stare, invece non ci sta. Quindi quando l'ho registrata all'epoca non era qualche cosa di, che ne so, qualcosa di normale, perché se no anche adesso quando io alzo il cellulare la devo vedere, invece non vedo più nulla, mo. Sì, sì, grazie. Poi e saranno 4-5 mesi, ma anche di più, che non si vede nulla, zero, è tutto fermo. Quindi apparizioni, luce, strane sfere, è finito, quindi non lo so. Forse hanno cambiato zona. Quindi molte volte in live è capitato che si parlava di qualche cosa, così come stiamo parlando adesso, e si vedeva una cosa velocissima salire dal mare, oppure dalla luna, oppure dall'altra parte della montagna. Invece adesso proprio nulla, quindi sì, sì, era l'inverno, sì, sì. Sì, sì, Marco, vedi, eccolo qui come ti pare la luna così. Vedo Covid pure loro, dice, tu vedi, è rossa, ha questo alone, questo rossastro, cioè con gli occhi si vede meglio, col cellulare non tanto, quindi stanno pianificando qualche cosa. Vedi, adesso non sapete niente, nulla, né sfere, né cose, niente, zero, proprio. Non lo so, come ha detto Buonafonte, sono andati in vacanza, non lo so. Però fatto sta che è dall'inverno che non riesco a vedere, perché molte volte mi affaccio, mi sto 10 minuti, un quarto d'ora per vedere, accendo la telecamera, registro, però poi cancello il video perché non ho visto nulla, quindi che mi serve sto video? Però ogni tanto metto qui col cellulare, con la videocamera, registro, però probabilmente cancello il video perché non c'è nulla, ragazzi, quindi che pubblico il cielo, quindi inutile, non si vede nulla, quindi saranno andati in vacanza, ragazzi, che vi devo dire, non lo so. Quindi è tutto strano, neanche stelle ce ne stanno, quindi figuriamoci. Si vede solo ogni tanto la luna piena, a volte, perché a volte neanche la luna si vede. Quindi è come ci dice la testa, quindi ogni tanto appare e ogni tanto no.
La signora avvocatella secondo me avrà preso sonno. Avvocatella sveglia, dice la torta. Quindi prima ha detto la torta caprese, avvocate, sveglia, è giorno, la colazione, è arrivata la torta, è arrivata, la torta della nonna. Secondo me avvocatella, ascoltando, è pigliata suono. Mamma mia, bene. Serata calda, ragazzi, veramente. Pensavo che rinfrescava, ma mi sa che sta di nuovo tornando il caldo africano. Spero proprio di no. Però comunque fa caldo stasera, quindi ieri stava il vento, poi non ha piovuto, ma stasera fa caldo. Se n'è andato alla luce, è arrivata l'alieni, ragazzi, quindi si sono spenti i lampioni. Che è successo? Se non hanno pagato la luce, oppure sei stata tu, grazie. Quindi dopo l'esplosione dell'uovo bionico hanno deciso di cambiare pianeta. Hanno detto che non stanno buono, quindi stanno gravemente a TSO e quindi è meglio evacuare. Quindi hanno evacuato perché non si vede niente più. Poi si è messo pure l'Etna che ogni tanto eruzioni, lo stromboli e avranno detto, ma dimmi minuto qua. Hanno visto tutti sti guai che si accadono nel mondo, terremoti, tsunami e avranno detto voglio qua non è cosa. Quindi hanno cambiato pianeta, è troppo irrequieto questo. Questa è l'unica spiegazione razionale che possiamo pensare. Le uova esplosive. Vabbè, ma lì ti sei superata, quindi là c'è stata un'abilità proprio pazzesca. Buona cena, Alfonso, buona cena. Vabbè, ragazzi, vi saluto pure io. Buona continuazione di serata, buon cena a tutti, buonanotte, chi va a dormire, chi va a mangiare. E ragazzi, ci aggiorniamo a domani. Quindi buonasera, signora Grazia. Ciao Marco, ciao Avvocatella, ciao Francesco, ciao Alfonso, ciao Simone e ciao a tutti quelli che stanno sentendo questa live. Buonanotte a tutti. Si vede e dopo vedremo, Marco, non lo so, poi vedremo, ti devo dire. Quindi dopo do un'occhiata, vado a vedere quello che è pubblicato su Mistrellens noi propri. E ciao Antonella, ciao a tutti ragazzi, buonanotte a tutti.